Sapori e profumi di un tempo, quello che non ti aspetti da un resort della Costa Smeralda. Questa dunque è davvero una vacanza ecosostenibile. La quarta tappa di Next, il viaggio della stampa nella Costa Smeralda. Rossella Marchese, lei è il patron di questa struttura del Petra Segreta. Qui si può dire che la vacanza è davvero integrata nella natura. È abbastanza integrata perché comunque immersa in un'area boschiva abbastanza importante con delle rocce tipiche della Gallura che danno anche una meravigliosa energia. È proprio uno studio per non buttare proprio nulla di quello che la natura ci offre e che in questo punto è regina. Luigi Bergeretto, lei è il titolare di questo resort. Io, il proprietario di un albergo, me lo sarei aspettato nella hall in giacca e cravatta ad accogliere i clienti. Lei in realtà ci incontra qui in una stalla perché di questo resort lei è il fattore, il contadino, persino lo chef. Che cosa offre di diverso ai suoi clienti? Certamente io fondamentalmente faccio lo chef e facendo lo chef ho scoperto che il buon cibo viene soltanto se tu te lo puoi coltivare dall'inizio. E quindi quando ho avuto l'opportunità di acquistare questa fattoria ho deciso di impiantare tutto quello che potevo fare per dare i migliori prodotti ai miei ospiti. Abbiamo tante cose che abbiamo impiantato proprio per seguire la filiera dall'origine fino al piatto che noi serviamo al nostro ospite e questo è veramente una grande soddisfazione professionale anche per me. L'esempio di San Pantaleo può diventare contagioso per una vacanza ecosostenibile? Certamente, sin da quando abbiamo costruito il nostro resort l'abbiamo costruito con materiali locali ed ecosostenibili. Io sono convinto che questo è il futuro non solo nostro ma di tutta l'hotellerie di qualità. Benessere del corpo e dell'anima, questa è davvero una vacanza integrata con la natura. Quella alle mie spalle è una spa di 3000 anni fa. Qui è possibile ritrovare l'equilibrio interiore. E dalle rocce energetiche della Gallura, uno dei più grandi regali che la natura ha fatto alla Sardegna, finisce il viaggio di Next in Costa Smeralda. Ci ritroveremo a Milano per il forum One Ocean.